Una serata di apertura di ieri sera al via la mostra del cinema di Venezia, blindatissima per allerta terrorismo e la visita del presidente Mattarella e di 4 ministri. Stamane il capo dello Stato in visita alla Biennale d'Arte e Cultura, segnali importanti di ripresa per il nostro paese, dice Mattarella, che alle 14 lascerà la Laguna. Vaccino obbligatorio a scuola, 10 giorni per l'autocertificazione, ma il governatore Luca Zaia conferma: chiederemo una sospensiva alla Corte Costituzionale, i nostri uffici al lavoro. Maltrattamenti ai bimbi di un asilo del Veronese, maestra incastrata da un video denunciato dai carabinieri, la donna sospesa dall'insegnamento. Il corpo in avanzato stato di decomposizione di una donna di 37 anni trovato dal figlio in casa, indagano i carabinieri, tutte le piste aperte. Electrolux di Susegana, l'azienda che in una nota denuncia un calo di volumi causati dagli scioperi degli ultimi mesi. Se la situazione non cambierà, dicono, lo stabilimento trevigiano è a rischio. Primo bilancio della stagione turistica estiva in Veneto, il 2017 si conferma anno dei record, mai così bene da 15 anni, soprattutto in montagna, dice Federalberghi. Non solo la trevigiana Linda Pani e la veneziana Anna Bardi, alla finale di Miss Italia a Jesolo c'è anche una terza veneta, la bellunese Laura Coden, che corre però con la fascia di Miss Romagna. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. Questa è la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre, come avete visto e sentito dai titoli, parlando della Venezia blindatissima, soprattutto al Lido per l'inizio ufficiale ieri sera della mostra del cinema di Venezia. È stata una giornata ovviamente con la massima allerta, massima allerta che prosegue in questi giorni, ma ieri ovviamente c'era la presenza dell'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presenza in Laguna tuttora di 4 ministri. Allora andiamo in ordine cronologico però e vediamo di collegarci subito con la Biennale di Venezia, con il nostro Tommaso Stoppa in diretta. Perché? Perché proprio stamane il Capo dello Stato è andato a visitare la Biennale d'Arte dopo aver visitato il Lido di Venezia. Allora Tommaso, la visita stamane com'è andata? Sì, buongiorno. Si sta concludendo questa 2 giorni veneziana del Presidente Mattarella. In questo momento si trova a pranzo col Presidente della Biennale Baratta, dopo prenderà l'aereo e tornerà al Quirinale. La giornata si è aperta oggi con un incontro privato con il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Questa è stata un po' la sorpresa, quasi mezz'ora di incontro su cui il Sindaco ha voluto tenere il riservo, ma ha parlato di una grande disponibilità del Presidente verso Venezia e i suoi problemi. L'occasione ufficiale pubblica invece è stata, come ricordavi giustamente, la visita alla Biennale, prima ai padiglioni dell'Arsenale e poi a quelli dei Giardini. Il Presidente Mattarella è arrivato verso le 10 di mattina, ha approdato il suo corteo con misure di sicurezza importanti, molto simili a quelle che vedremo tra poco di ieri sera. È stato accolto dal governatore Luca Zaia, dallo stesso sindaco Brugnaro, dai ministri Franceschini e Padovan, e poi proceduto alla visita a questa esposizione internazionale d'arte. Ha detto soltanto poche parole sull'importanza della cultura anche come occasione di rilancio economico del Paese, ha lodato il lavoro della Biennale e si è poi intrattenuto per alcuni minuti con dei bambini e ha detto che la Biennale sta facendo un grande lavoro proprio anche nel insegnare ai bambini quello che è importante nella nostra cultura. Poi, come ricordavamo prima, si è allontanato in motoscafo per la conclusione della sua visita insieme al Presidente Paolo Baratta, il Presidente della Biennale. Per il momento sarebbe tutto. Grazie Tommaso Stoppa e buon lavoro dalla Biennale. Allora, lo diceva Tommaso nella diretta, le imponenti misure di sicurezza viste stamattina fanno il paio con quanto accaduto al Lido e con quanto accade tuttora al Lido in questi giorni, perché ufficialmente ieri con la serata di apertura, l'inaugurazione ufficiale, è iniziata la mostra del cinema, una mostra che mai come quest'anno è una mostra che sfida la paura tra star, certo, ma anche tra blocchi per la sicurezza.
La mostra più blindata di sempre. Venezia 74 inizia in un clima di festa ma sotto stretta sorveglianza. Inaugurazione mercoledì alle 19 in punto con l'arrivo del capo dello Stato Sergio Mattarella che saluta con la mano, mentre in cielo sopra il Lido si aggira l'elicottero e gli uomini della Digos con i nuovi speciali cellulari catturano i volti sospetti mandando le immagini in tempo reale alla centrale operativa per tutte le verifiche del caso. Controlli serrati dunque come era stato preannunciato per garantire la massima sicurezza durante la kermesse d'arte cinematografica. Le barriere antisfondamento ai varchi della cittadella del cinema ci sono e così i cubetti di cemento che sembrano mini panchine dove sedersi invece fanno da protezione agli ospiti della mostra e ai numerosi fan posizionati davanti al red carpet dalle prime ore del mattino per vedere i loro idoli e magari strappare un autografo o un selfie. Venezia 74 è una delle mostre più blindate ma quasi senza darlo a vedere. La paura non deve dominarci, avevano detto alcuni giorni fa il sindaco Brugnaro e il presidente della Biennale Baratta, e così sembra essere tra chi assiste alla kermesse. Ho visto molta forza pubblica e ritengo che mi sento protetto, ecco, questa è la sensazione che ho. Non hanno dato molta visibilità alle persone che vengono qui per vedere gli attori, mi spiace perché tra le barriere e i fiori non si vede molto. E dopo il red carpet, l'ingresso del governatore veneto Zaia, del presidente della Biennale Baratta, il sindaco Brugnaro, attori, giurati, rappresentanti politici, si apre ufficialmente la 74esima mostra d'arte cinematografica di Venezia e il film con Matt Damon, altro protagonista della serata, può iniziare. Lasciamo la mostra del cinema, lasciamo il Lido per parlare di un tema sempre più caldo, quello dei vaccini, perché vaccinazione obbligatoria a scuola, perché da oggi di fatto ci sono 10 giorni a disposizione dei genitori per la autocertificazione dei figli non ancora coperti da tutte le vaccinazioni previste dalla legge Lorenzini. Intanto però il governatore Luca Zaia stamane a Venezia ha fatto il punto della situazione. Il Veneto, ha detto, è l'unica regione che ha fatto ricorso contro il provvedimento che istituisce l'obbligo vaccinale per l'iscrizione a scuola e sta chiedendo una sospensiva di fronte alla Corte Costituzionale. Continua, c'è un confronto in corso con i nostri uffici ed è se metteremo un provvedimento per interpretare la legge, perché pensiamo che ci siano dei varchi che ci permettano di essere meno coercitivi. Quindi staremo a vedere uffici dei legali al lavoro in queste ore febbrilmente per cercare di capire se esistono questi varchi interpretativi, mentre c'è la richiesta di una sospensiva alla Corte Costituzionale. Ovviamente questo crea ulteriori domande su quanto potrà avvenire in questi giorni da parte dei genitori che comunque l'autocertificazione la devono fare. Adesso lasciamo la tematica dei vaccini, la cronaca da Padova con il ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna nella sua abitazione, l'ha trovata il figlio, potrebbe essere una morte naturale ma tutte le piste restano per ora aperte. Buongiorno da Padova, è giallo sul ritrovamento di un cadavere avvenuto nella notte. I carabinieri e la polizia municipale infatti sono intervenuti in un condominio di 3 piani che si trova in via Turazza nel quartiere della Stanga. È un intervento che è stato effettuato dopo che un residente aveva segnalato forti odori provenire da un appartamento di questo condominio. Le forze dell'ordine, quando hanno sfondato la porta per entrare, hanno trovato a terra il cadavere di una donna, un cadavere in avanzato stato di decomposizione, e la donna aveva 37 anni. A quel punto è stato chiamato anche il medico legale che è arrivato sul posto per accertare le cause del decesso. Il figlio della donna, tra l'altro, non aveva notizie della madre da alcuni giorni. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se la più probabile è quella della morte per cause naturali. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Federico Fosetti da Padova. Accusata di maltrattamenti di bimbi in un asilo nido della Valpolicella, siamo in provincia di Verona, una maestra veronese è stata sospesa per un anno a evidenziare il comportamento della donna che non sembra abbia messo in atto vere e proprie violenze ma abbia strapazzato i piccoli sotto i 3 anni con parole e gesti molto rudi alcuni suoi colleghi. Il PM Elisabetta Labatte ha ritenuto il comportamento dell'insegnante non consono dopo aver visionato le videoriprese eseguite dai carabinieri. Davanti al GIP che ha accolto la richiesta del PM, la maestra si è avvalsa della facoltà di non rispondere.
E allora la vicenda del pirata della strada di Eraclea, siamo in provincia di Venezia, conoscete il 18enne che ha travolto e ucciso con la sua auto un turista sloveno ed è stato poi denunciato di fatto dai genitori. Oggi è previsto l'interrogatorio di garanzia del ragazzo, lo sentiamo per tutte le ultime novità in collegamento telefonico. Francesca Bozza. Francesca. Buongiorno a te e buongiorno ai telespettatori. Si svolgerà dunque nelle prossime ore l'interrogatorio di garanzie del 18enne di Eraclea, da martedì agli arresti per la fuga dopo aver investito mortalmente un turista sloveno di 75 anni in vacanza con la famiglia. Ieri il pubblico ministero Elisabetta Spigarelli aveva chiesto la convalida del fermo per il ragazzo. Ho sentito di aver urtato qualcosa ma non ricordo altro. Questa è la frase che il giovane avrebbe pronunciato davanti agli investigatori prima di essere condotto in carcere a Venezia con l'accusa di omicidio stradale e guida in stato di alterazione psicofisica. Il 18enne, secondo quanto ricostruito, dopo aver travolto il ciclista sarebbe rientrato a casa, avrebbe svegliato i genitori dicendo loro che aveva avuto un piccolo incidente. I sospettiti però, papà e mamma, hanno percorso a ritroso il tragitto appena compiuto dal figlio, scoprendo la gravità di quanto accaduto, e così lo hanno denunciato i carabinieri che si trovavano sul luogo per i rilievi. Al momento da Eraclea è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Francesca Bozza. In questa vicenda la storia di due genitori che hanno avuto la forza e il coraggio di denunciare il figlio per quanto era accaduto. Nel prossimo servizio invece tutt'altra storia, ancora due genitori, ma due genitori accusati di aver drogato il figlioletto di appena 5 mesi con il metadone. Si sono sempre professati innocenti, ma il giudice è intenzionato a chiedere per loro il processo. Inchiesta chiusa, i genitori accusati di maltrattamenti e lesioni. La vicenda era iniziata 3 anni fa. Un bimbo di 5 mesi arriva al pronto soccorso e si scopre che aveva assunto cocaina e metadone. Era stato drogato, insomma. Un mese dopo i genitori tentano anche il suicidio. Temono di perdere il bimbo, che nel frattempo il Tribunale dei minori di Venezia aveva affidato a una comunità. Ora l'inchiesta è chiusa e il PM Giorgio Falcone è intenzionato a chiedere nei prossimi giorni il processo nei confronti dei genitori. Secondo la procura padovana, infatti, il bimbo avrebbe ingerito quelle sostanze o comunque sarebbe stato a contatto, rimanendo intossicato. Troppo evidenti i sintomi quando la madre lo ha accompagnato all'ospedale. La decisione sul rinvio a giudizio spetterà al giudice per l'udienza preliminare. I genitori potrebbero scegliere un rito alternativo, anche se hanno sempre respinto le accuse. Nel frattempo hanno potuto vedere il piccolo, anche se la presenza degli assistenti sociali. Nella loro abitazione non viene trovato nulla dalle forze dell'ordine e pochi giorni dopo tentano di togliersi la vita nel garage di casa lasciando un biglietto, ma si salvano e ora i giudici vogliono appurare la verità. La Vicenza ora sempre con la cronaca di una razzia all'interno di una gioielleria proprio in centro. Ce la racconta al telefono Carlo Inghilleri. Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza. Ladri in azione in un'antica gioielleria della città molto conosciuta, la gioielleria Balzarin, che si trova proprio nel monumento più importante di Vicenza, la Basilica Palladiana. I titolari per ora non si sbilanciano, ma si stima un furto il cui bottino sfiora i 10.000 euro sotto forma di anelli d'oro con diamanti. Il furto è avvenuto a opera di 3 donne. In Piazza dei Signori sono accorse le volanti della questura, poi in rapida successione gli agenti della squadra mobile e la polizia scientifica per i rilievi. È la prima volta che succede una cosa del genere. C'è ovviamente stata la curiosità della gente, dei vicentini, della folla. C'è stato un altro tentativo nel 2012 che però era stato sventato. Solo dopo il furto praticamente il gioielliere ha detto che si è accorto che i malviventi non hanno davvero lasciato nulla al caso, insomma hanno agito in modo molto lesto e hanno appunto portato via gioielli con anelli e diamanti per 10.000 euro. Adesso le indagini sono affidate agli investigatori della questura di Vicenza. Per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche a Carlo Inghilleri. Sui Colli Ugani continua la piaga dei roghi, ancora un incendio, fiamma alla collina di Lispida, questa volta però non è un atto doloso, sembra un incidente.
Nuovo rogo sui Colli Euganei e ieri nel pomeriggio quasi 3 ettari di vegetazione sono andati distrutti. Ci sono volute ore per spegnere le fiamme che sono divampate sulla collina di Lispida, ai confini tra i comuni di Monselice e Battaglia Terme. Il testimone, titolare dell'azienda agricola Castello di Lispida, Alessandro Sgaravatti, ha confermato l'origine accidentale dell'incendio. Sarebbe stata proprio una scintilla sprigionata dal contatto tra la lama del decespugliatore in uso da alcuni operai e una pietra ad innescare le prime fiamme nell'erba secca. Il fuoco, alimentato dal vento, si è velocemente propagato sulla collinetta. Per spegnere il rogo sono arrivati i pompieri da Padova, Abano ed Este, 14 uomini e 5 automezzi. Oltre all'elicottero dei servizi forestali di stanza in questi giorni nell'elisuperficie della Protezione Civile di Val San Zibio. Danneggiate anche una ventina di arnie e di un apicoltore. Volontari della Protezione Civile di Battaglia Terme hanno effettuato sopralluoghi per tutta la notte una volta spente le fiamme. E ora le immagini di uno spettacolare incidente verificatosi questa mattina a Cimadolmo. Siamo nel Trevigiano, una cisterna di gasolio si è ribaltata in località San Michele di Piave, in via Piave. Sul posto 6 squadre dei Vigili del Fuoco da Conegliano e da Treviso. Sull'asfalto, come si vede nelle foto scattate dagli uomini del 115, una copiosa perdita di gasolio fuoriuscita dalla cisterna rovesciata. I Vigili del Fuoco stanno provvedendo al travaso del liquido su un'altra cisterna. Sul posto, oltre ai pompieri, anche l'ARPAV e la polizia locale, perché di fatto il traffico si è ovviamente bloccato, creando non pochi disagi alla circolazione. Restiamo nella Marca, ma lasciamo la cronaca e parliamo della Electrolux di Susegana, con l'azienda che in una nota denuncia un calo di volumi causato dagli scioperi degli ultimi mesi, e se la situazione non cambierà, fanno intendere dai vertici, lo stabilimento trevigiano è a serio rischio. Suona come un ultimatum la nota di Electrolux rivolta ai lavoratori. Gli scioperi e il rifiuto agli straordinari il sabato hanno causato una grave perdita di volumi nei soli mesi di luglio e agosto, tradotti in un ritardo della produzione di 15.000 frigo sugli 820.000 previsti per il 2017. I vertici dell'azienda spiegano poi come a questo si aggiunga il rischio di perdere altri volumi nei prossimi 2 mesi, il che, si legge nel comunicato, sta mettendo seriamente a rischio l'affidabilità e la credibilità dello stabilimento, compromettendone irrimediabilmente le relazioni commerciali con i clienti, ma ancor di più sta minacciando la sostenibilità e il futuro della fabbrica. Insomma, se la situazione non dovesse cambiare, lo stabilimento di Susegana sarebbe a serio rischio, con la possibilità di spostare all'estero la produzione. Electrolux auspica soluzioni alternative che dovranno essere identificate al fine di garantire i volumi necessari al soddisfacimento della domanda e non perdere quote di mercato. Il sindacato dalla sua chiede nuove assunzioni per far fronte alle ulteriori commesse, insomma un braccio di ferro che vede le parti sempre più distanti. Adesso una breve pausa pubblicitaria, parleremo poi di tante altre vicende, a partire anche dalla bellezza di Miss Italia, ma non solo. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo di una piaga annosa, non solo in tutto il Veneto, soprattutto nella Marca trevigiana. Parliamo della prostituzione lungo le strade e soprattutto lungo la Pontebana. Ebbene, a Spresiano da tempo, da anni, si cerca di trovare una soluzione, e una soluzione potrebbe arrivare da una proposta davvero singolare del sindaco Marco Della Pietro, ovvero proprio faccia a faccia, un confronto pubblico, una assemblea tra residenti e prostitute. Convocazione delle parti sociali per risolvere una volta per tutte la situazione, solo che una delle parti sociali è formata dalle prostitute. Nuova provocazione o meno, al sindaco di Spresiano Marco Della Pietro non manca l'intraprendenza, anche perché, dice, le abbiamo provate proprio tutte per trovare una soluzione al caso delle lucciole lungo la Pontebana e spesso sotto la porta di casa dei residenti esasperati. E allora meglio mettersi d'accordo. Convocherò trans e prostitute in municipio, spiegherò loro che abbiamo dei minori e delle famiglie da tutelare e che io devo presidiare non solo il decoro ma anche la pulizia nel territorio comunale. La data non c'è ancora e il rischio più grosso ovviamente è quello che le ragazze della notte non si presentino, ma secondo Dalla Pietro tentare non nuoce e magari si potrebbe mettere nero su bianco un progetto di zonizzazione del Meretricio, con le lucciole spostate in aree industriali come già avvenuto altrove. La novità sarebbe una sorta di accordo con il beneplacito delle protagoniste dirette della polemica, siglato in un vertice singolare e mai visto prima.
Vedremo se andrà in porto questa proposta. Intanto parliamo di turismo, perché il sole bacia l'estate, allunga l'orizzonte fino a metà settembre, a parte l'arrivo di qualche pioggia nei prossimi giorni, ma il turismo veneto fa i conti, fa il primo bilancio di questa estate, di quella che è stata e si conferma una stagione da record. Lo dicono le cifre di Federalberghi Veneto, che dicono che dal mare alla montagna, soprattutto la montagna che non vedeva cifre così alte da almeno 15 anni, si è sfiorato il tutto esaurito davvero dappertutto. Persino le terme che emergono in autunno di solito registrano, dice Federalberghi, dati positivi per quasi tutto il mese d'agosto. Una buona stagione favorita dal bel tempo, dice il presidente regionale di Federalberghi Marco Michielli, ma anche dalla situazione geopolitica internazionale. Ricordo però, dice Michielli, che il Sud Italia, la Spagna e i principali competitor crescono a doppia cifra e quindi per confermarci nei prossimi anni, dice Michielli, resta molto lavoro da fare. Intanto la zona, tra le zone che ovviamente sorridono di più, resta il litorale veneziano. Allora noi siamo andati a Eraclea per fare un bilancio di quanto avvenuto questa stagione. L'estate sta finendo e un anno se ne va. Ultimi giorni d'estate di caldo, con l'arrivo di una perturbazione tra venerdì e sabato, l'estate, almeno quella meteorologica, pare sarà finita, anche se dai dati di Federalberghi sono in aumento i turisti che scelgono il mese di settembre per le ferie. Meno confusione, prezzi più bassi, intanto sulle spiagge ci si gode il sole sperando che non sia l'ultimo della stagione. Io sono in pensione, per cui per me va bene tutto. Sole, pioggia, tutto va bene. Il resto va bene che sia più fresco. Penso che a settembre sarà ancora caldo. Per fortuna che è finita la stagione, perché noi lavoriamo in stagione e siamo stanchi. Com'è stata sta vacanza? Rilassante. È rilassarsi, cosa vuoi? Stare tranquilli perché dopo si comincia a lavorare. L'importante è sapersi divertire, rilassarsi e godersi quello che rimane delle ferie. Ma anche se la pioggia è in arrivo, l'importante per i molti che ancora sono al mare o qui ci lavorano è essere ottimisti. Non è finita per niente, dopo la pioggia torna il sereno. Io faccio questo lavoro per passione da tantissimi anni, sono veramente tanti, sono 25 quasi, e l'estate sta finendo sì, però io credo che l'estate, se la vivi in modo positivo, te la puoi portare dentro e vivere tutto il resto dell'anno. Ed è sicuramente un evento che richiama tantissimi turisti, ma è anche una festa tradizionale, la regata storica, un evento che durerà per tutto il fine settimana, ma che comincia già nelle prossime ore. L'appuntamento con la regata storica non sarà solo quello tradizionale della domenica pomeriggio. La festa, spiega il delegato alle tradizioni Giovanni Giusto, comincerà già nelle prossime ore. Partiamo già dal giovedì con la benedizione delle fasce che verranno consegnate ai regattanti, presentandoli anzi alla nostra comunità attraverso la più bella strada del mondo, che è Canal Grande, dove gli equipaggi, i 10 equipaggi, compresa la riserva di ogni regata che sarà disputata in Canal Grande, si presenteranno. Sabato sera, vigilia dell'evento, si terrà invece il concerto galleggiante con partenza alle 19:30 davanti alla Basilica della Salute. L'Orchestra Popolare Veneziana, composta da archi, fiati e 5 voci diverse, guiderà il corteo di barche lungo il Canal Grande, suonando e cantando i brani della tradizione, per approdare poi in Erbaria, dove il concerto continuerà all'attracco, mentre a terra verranno distribuite gratuitamente fette d'anguria e bicchieri di vino. Alla fine della manifestazione sarà opportunità quella di poter ormeggiare già la barca di sera, va bene, quindi il giorno prima, in Canal Grande. Sarà consegnata a coloro che la vigileranno per tutta la notte fino alle 14 del giorno dopo, quando sarà riconsegnata, in modo che chi abita lontano può tornare tranquillamente a casa. La barca è custodita, ma non solo, ha già preso posto in Canal Grande per assistere il giorno dopo alla regata storica. Parliamo di Miss Italia adesso. Le ragazze, le 30 finaliste, sono a Jesolo in questi giorni in attesa della finalissima del 9 settembre. C'è una terza veneta di fatto a gareggiare in finale, si chiama Laura Codenne ed è bellunese, la vediamo nella foto, è di fatto la terza bellezza veneta
a gareggiare alla finale di Miss Italia, dopo la trevigiana Linda Pani e la veneziana Anna Bardi, solo che, come vedete in queste immagini, Laura Coden non difenderà i colori del Veneto. È arrivata infatti alla finale come Miss Romagna, perché vive a Ferrara, per motivi di studio, ha affrontato quindi le selezioni proprio nella regione dove si trova da tempo. In questi giorni le 30 ragazze finaliste si stanno preparando a Jesolo per il grande evento del 9 settembre, quando al Palarex si saprà chi si darà sui gradini più alti del podio di Miss Italia, e quindi sono 3 di fatto le bellezze veneziane e le bellezze venete che gareggeranno per Miss Italia, quindi la trevigiana, la veneziana e la bellunese, che però paradossalmente difende i colori dell'Emilia Romagna. È davvero tutto. Io prima di salutarci vi ricordo l'importanza di segnalarci problemi, disagi, questioni che volete risolvere. Lo potete fare, avete visto come più di una volta abbiamo risolto i vostri casi con Lo dico ad Antenna, redazione @antena3.it. Se volete scrivere una mail per sintetizzare qual è il problema che affligge il vostro quartiere, la vostra via, la vostra abitazione, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 sms o WhatsApp, anche per eventualmente fotografare l'emblema del vostro disagio. Noi come sempre verremo da voi per cercare di risolvere la situazione. Adesso è davvero tutto. Vi ricordo però questa sera che c'è 20:10 dopo il telegiornale di Treviso, e abbiamo aperto con la mostra del cinema. Questa sera si parla di cinema, film favoriti e polemiche sull'arrivo delle star a Venezia. In studio i docenti universitari di cinema Giorgio Tinazzi e Dennis Brotto dell'Ateneo di Padova. Adesso è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua estate è annuale Venezia. Anticiclone Polifemo indebolito da correnti instabili atlantiche, sarà buono al mattino ma poi arrivano i primi temporali e un clima anche più fresco. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo con cielo poco o parzialmente nuvoloso su tutto il territorio regionale, possibile qualche temporale sui monti del Vicentino. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime risultano essere comprese tra i 27 e i 33 gradi, i valori notturni attesi tra 17 e 21 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui avremo bel tempo, ampio soleggiamento e un clima piacevolmente estivo, ma sarà ahimè per l'ultima volta. Temperature massime comprese tra i 28 e i 32 gradi, valori notturni previsti sui 18-19 gradi circa. E concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo peggiora sull'Alto Adige con temporali sparsi, soprattutto sui confini alpini, locali rovesci anche sul Trentino. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime risultano essere comprese tra i 32 e i 34 gradi, minime sui 18-19 gradi circa. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati da sud-est. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Acqua estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua estate è annuale Venezia.